derby, ex squadra, a cui hai già segnato una volta però non era servito, giusto? Ah sì, il primo anno, è vero? Esatto, e quindi sarà una bella partita. Sì, partita importantissima, sia per noi che per loro. Noi perché dobbiamo dare continuità ai risultati positivi, loro perché sono reduci da una lunga fila di risultati negativi. Poi sappiamo l'importanza del derby, quindi è una partita molto importante, visto anche il periodo del campionato che adesso si comincia a arrivare verso la fine, bisogna dare continuità ai risultati. Mi spaventa il dato sull'attacco di Vicenza, mi pare che non segnino da non so quanti minuti, 3 partite, perché i giocatori ci sono, però non segnano. Immagino che i difensori dell'altra squadra che hanno questi dati prendano paura, no? Per il discorso scaramantico oppure per... Quello sì, sappiamo che è un ottimo attacco, come può succedere in tutte le squadre nell'arco di un campionato, sono dei periodi negativi, noi sappiamo qualcosa negli anni passati, quindi sicuramente sarà ancora uno stimolo maggiore nel stare più attenti. Poi tu ci hai preso gusto a segnare. Tra l'altro guardavo, quest'anno è segnato al Cittadella, l'anno scorso è segnato al Portogruaro, quindi i derby comunque nella media dei tuoi gol hanno un peso importante, no? Sì, poi quando sono gol diciamo decisivi sono sempre ben accetti. E no, adesso il compito sarebbe quello di non farli prendere. Lascio il compito di fare gol agli attaccanti o altri miei compagni. Però sicuramente se uno fa gol può far solo che piacere. Senti, avete riesaminato la situazione del gol del Varese? Secondo te che errore è stato commesso? Se è stato commesso un errore? Dobbiamo ancora visionarla, però il gol l'ho rivisto molte volte, sicuramente sì, sono stati commessi più errori e adesso con il mister lo valuteremo meglio. Comunque sì, è stato un errore di reparto e dovevamo chiamare la palla sul colpo di testa e sì, sono stati commessi degli errori, quello sicuramente. Oggi li valuteremo e se ne parlerà. Per quanto ti riguarda, tu nell'azione del gol pensi di avere responsabilità tue personali oppure doveva chiudere le gatti in quel caso lì? Cioè, com'è stato? Perché no, come ho detto prima, ci sono stati più errori. Io sicuramente, Elia, uno dei due doveva chiamare la palla, non l'abbiamo fatto in quell'occasione. Io sono andato a saltare, da quello che mi ricordo, più nel centro-destra, nella zona di Elia. E quindi sì, sicuramente l'errore mio c'è stato, però ripeto, è andata così purtroppo. Adesso servirà anche questo da lezione per stare attenti fino al 90°, quello sicuramente. Se abbiamo preso un gol, gli errori purtroppo sono stati commessi. tu tra l'altro secondo me eri stato fino a quel momento, se non il migliore in campo, abbastanza vicino. A me quello parlavo in tribuna stampa. No, lì ti dico, quella partita lì secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro tutti a livello difensivo, a partire dal portiere che ci aiutava, tutta la linea difensiva, i centrocampisti, attaccanti. È stata una partita abbastanza di sacrificio perché il Varese era dal primo minuto che ci aspettava in 10 nella loro metà campo, quindi è stata una partita abbastanza complicata. Loro erano molto forti nelle ripartenze, che avevano giocatori sia fisici che molto veloci come De Luca, e quindi nulla, quello sicuramente è stata interpretata nella maniera giusta. Non abbiamo avuto tante palle gol, quello è vero, infatti dobbiamo migliorare nel chiudere prima la partita, quello sicuramente è una cosa che bisogna migliorare. Senti, nel primo tempo ci sono state diverse situazioni su palla inattiva, loro si sono resi pericolosi proprio in particolar modo su quel tipo di situazione. Sì. Questo vi ha sorpreso oppure sapevate insomma che loro, considerati i giocatori che avevano, anche i saltatori, non so, Trest, Terlizzi, Granoce, potevano essere diciamo un loro punto di forza? No, quello sicuramente è il loro punto di forza, come ne hanno anche altri. Noi analizziamo la partita delle palle ferme durante la settimana,
fisicamente è una bella squadra perché avranno 3-4 giocatori che sono sul 1,90 m, quindi per forza di cose a livello di testa sono molto forti. Però, come succede a noi spesso, che riusciamo a portare a termine l'azione con il gol sull'azione del calcio d'angolo, succede anche alle altre squadre, quello sicuramente. Bisogna avere sempre un pizzico di attenzione in più, quello è poco ma sicuro. Tra l'altro rispetto allo scorso anno un merito secondo me indiscutibile di Dal Canto è quello che sulle palle alte segnate molto di più, cioè ne provate spesso di schemi su palle inattive nell'allenamento, perché l'anno scorso mi ricordo che una delle cose che si imputava tra virgolette a Calori era quella insomma che segnavate molto poco su palle inattiva, arrivati a questo punto del campionato, invece quest'anno spesso e volentieri andate in gol proprio su questo fondamentale. Sì, ci alleniamo molto sulle palle inattive perché sappiamo che può essere un'arma a nostro favore e si è rivelata tale. Poi succede sempre così quando poi prendi abitudine, nel senso a portare a termine l'azione da gol, e poi stai sempre più, cioè hai voglia di finalizzare queste palle inattive. Per il momento ci sta andando tutto bene, quindi speriamo di continuare così, anzi bisogna continuare così. Com'è l'umore della settimana? Perché avete avuto 2 giorni di mazzate tra sentenze, sto gol preso nel finale. Sì, diciamo che il fine settimana scorso non è stato molto, molto allegro, prima per la sentenza del Torino e poi per il gol preso al 90°. No, l'importante è risollevarsi subito, l'umore è molto alto perché sappiamo che bisogna vincere, sappiamo che c'è una partita veramente importante, ci stiamo preparando molto bene e non vediamo l'ora che arrivi lunedì, anche perché facendo una settimana lunga non arriva mai il giorno della partita, quindi bisogna sempre tenere alta la concentrazione. E poi tra l'altro in questo periodo l'anno scorso iniziava la grande cavalcata che vi ha portato ai playoff, sì, a sfiorare la Serie A. Secondo te questa squadra rispetto a quella dell'anno scorso cosa ha in più, diciamo, per riuscire, speriamo, nell'impresa mancata? Secondo te cosa c'è di più quest'anno? Beh, sicuramente abbiamo un bagaglio di esperienza maggiore, abbiamo un anno in più con il mister, sappiamo le nostre qualità, è stato creato un gruppo molto forte e nulla, adesso sta solo a noi. Bisogna analizzare partita per partita, non bisogna guardare tanto in avanti perché è sbagliato a mio avviso. Bisogna vedere adesso ogni partita come una finale e giocarci 95 minuti fino alla fine e tenere alta la concentrazione. Con l'esperienza, come dicevo prima, che in questo periodo escono molto di più le qualità nostre. Senti, dell'esperienza a Vicenza cosa ricordi? L'esperienza a Vicenza è stato il mio primo anno in Serie B, e ho 20 anni, quindi era tutta una cosa abbastanza nuova. A Vicenza ho fatto 1 anno e mezzo, poi a gennaio col mercato di riparazione sono andato a giocare a Pisa. Ho un ricordo molto bello perché mi ha dato la possibilità di esordire in Serie B, il primo anno ci eravamo salvati, il secondo anno poi sono andato via a gennaio, però anche hanno terminato con la salvezza, quindi ho sicuramente un bel ricordo. Chi avevi come allenatore? Ho avuto il primo anno e poi parte del secondo Camolese e poi subentrato Gregucci. All'epoca com'era? Perché adesso la piazza è veramente in rivolta contro la società, perché insomma Vicenza è una squadra gloriosa, storica, rischia di affondare anche addirittura in Serie C. All'epoca ci sentiva già magari il sentore che le cose stavano andando male, un po' in declino, oppure... Ma ti dico, l'anno in cui sono arrivato io no, perché avevano fatto una squadra che volevano fare un buon campionato. C'erano giocatori importanti, c'era Swok, c'era Benito Carbone, c'era Luis Helguera, c'era Padoini che gioca nella Juve, che era ancora giovane, però dico, era una squadra che era stata fatta per fare un buon campionato. L'anno successivo avevano fatto una squadra per puntare alla Serie A, che poi per sfortuna loro non ci sono riusciti e
e hanno rischiato di non neanche salvarsi fino alla fine, però poi sono salvati. Quegli 2 anni c'era molto entusiasmo. Mi ricordo il direttore era Gasparin e aveva molte ambizioni. Poi il calcio, si sa, non è andata come volevano, e adesso che da tanti anni che non vivendo più a Vicenza e non sapendo le dinamiche societarie non ti so dire. Logico, vedendo la classifica è normale che siano in difficoltà, però sappiamo che ci si può sempre sollevare presto. Ti preoccupa un po' adesso la classifica, visto che con i 3 punti tolti dal Torino, il pareggio all'ultimo col Varese sarà da lottare fino alla fine per il quinto e sesto posto, quando magari con i 3 punti in più, qualcosina in più, si potrà essere più tranquilli già a fine aprile di avere i playoff. Sì, per i 3 punti che al momento ci hanno tolto è normale che facevano meglio averli, però come ho detto prima questo è un incentivo in più a stare sempre più sul pezzo, e adesso per noi è sempre una finale, quindi dobbiamo incominciare a fare dei filotti per cercare di non aumentare il distacco da quelle squadre che inseguiamo, in questo caso il Sassuolo. Poi abbiamo la fortuna che abbiamo ancora tutti gli scontri diretti con il Sassuolo, Pescara, Torino, quindi dipende da noi. Quindi si vive partita per partita. Senti, tu sei uno di quei giocatori in scadenza di contratto e settimana scorsa, così sentendo un po' nell'ambiente, insomma, si è ventilato l'interesse di 2 squadre di Serie A. Ti ha detto qualcosa il tuo procuratore da questo punto di vista? No, anche perché adesso, e penso di parlare anche a nome di tutti gli altri miei compagni che siamo in scadenza, abbiamo un solo obiettivo adesso, poi dipende da noi, è normale, la squadra fa bene e ci sono 1000 possibilità per tutti di poter rinnovare o trovare altre soluzioni, quindi giocare in scadenza ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente adesso che sei in una piazza come Padova, che si sta lottando i playoff per la Serie A, quindi è normale che ci sono 1000 motivazioni in più. Noi la stiamo vivendo tutti in maniera serena, anche perché, come ripeto, all'interno del gruppo stiamo molto bene, c'è un gruppo veramente compatto, e questo fa sì che guardare, diciamo, che sei in scadenza non è poi così problematico, visto la situazione nostra. È normale che se fossi in scadenza di contratto in una società che non so, si sta giocando la permanenza in B è un conto, si sta giocando la Serie A e quindi hai 1000 motivazioni in più a poter far bene, a voler far bene. Senti, giusto un anno fa poi c'era stato anche il tuo piccolo sfogo contro i tifosi dopo il gol al Portogallo. Adesso un anno dopo la situazione si è capovolta, forse uno dei più amati, poi tu vivendo anche in centro magari senti anche l'affetto della gente, non so come... No, quello sì, sono 3 anni che vivo in città, quindi sì, c'è stato quella brutta parentesi dello scorso anno che diciamo da parte mia e spero anche da parte dei tifosi sia stata cancellata. Ho già detto il mio dispiacere e basta. Ci terrei anche a non tirarla più fuori, sì, non no, per altro, no, però capisco. No, io vivendo in centro la vivo, sto molto bene, quindi sì, l'affetto si sente per tutti i nostri tifosi, quello veramente. La dimostrazione è stata anche quando c'è stata l'inaugurazione del Padova Store, quindi abbiamo avuto modo di vedere che c'è molto interesse da parte della città. Poi vicino a casa tua al Padova Store? Sì, abito lì vicino. Sei andato a comprarti qualcosa? No, sono andato a far banco, ma ero sempre in banco alla banca lì accanto. Direi di farci il titolo su Sì, questo. C'è la bici del Padova, te la puoi prendere in giro. Se dobbiamo comprare qualcosa abbiamo... Gli faccio io da fattorino. a che riferirci.